Neve vera se ne è vista molta poca, ma nelle ultime settimane si è sciato comunque. Natale e Capodanno in pista grazie agli sforzi degli impiantisti che, con l'abbassamento delle temperature, hanno messo a lavorare i cannoni sparaneve. Ma i costi della produzione sono in continua crescita e solo a carico degli impiantisti, mentre a godere delle piste imbiancate sono anche alberghi, ristoranti e tutto il settore turistico. La produzione della neve oggi ha raggiunto livelli importanti, parliamo di 2,5 euro circa al metro cubo. Quello che chiediamo è sicuramente la sensibilizzazione da parte di tutti gli altri operatori del turismo, parlo in primis degli albergatori ma non solo, abbiamo tutta una serie, la filiera completa del turismo invernale, gli operatori del turismo invernale, ma anche alle istituzioni, mi rivolgo anche alla Regione in particolare, degli sgravi significativi per quanto riguarda il costo della corrente e dell'energia elettrica e soprattutto dell'acqua. Un grido d'aiuto per continuare a sfidare il meteo e vincere la crisi. Gli sforzi delle ultime settimane hanno portato i risultati attesi. Sono state 2 settimane di grande presenza di clientela, soprattutto italiana, e questo a riprova che comunque nei periodi che contano il mercato nazionale ha dato la sua risposta significativa con presenze importanti, alberghi, rifugi, scuole sci e anche le piste hanno visto un'affluenza importante. E buone notizie arrivano dalle previsioni meteo. Da venerdì potrebbe arrivare la neve, quella vera, intorno ai 1200 metri, in continuo abbassamento fino a domenica, quando potrebbe scendere a quota 700. Tutti quanti siamo con il naso lì su per aspettare la neve naturale. La gente vuole vedere bianco ed è giusto che in questi mesi invernali la montagna si presenti con il suo manto classico immacolato e che soprattutto possa muovere i grandi appassionati dello sci a venire nelle prossime settimane a sciare.